Salve a tutti, eccoci qui, questa sera parliamo di turismo, parliamo anche di quello che sta accadendo in queste ore, che è accaduto in questi giorni nel Veneto, perché è un argomento non soltanto che naturalmente ci interessa trattare, perché siamo vicini alle famiglie colpite dal lutto, non soltanto nel Veneto ma anche nel resto dell'Italia, ma perché è un argomento che comunque è molto legato al turismo. Abbiamo tre ospiti piuttosto importanti e piuttosto vitali, diciamo determinanti per il mondo del turismo nel nostro territorio. Abbiamo François Droulers, che è presidente della sezione turismo Confindustria di Venezia, poi ci facciamo raccontare anche il suo passato, un passato davvero piuttosto prestigioso. Si è laureato a Londra in una European Business School, spero che la pronuncia sia esatta, ed è anche proprietario di un paio di hotel e di un gruppo internazionale. Poi c'è Luca Boccato, anche lui pedigree di tutto rispetto, è presidente di una catena di hotels di Jesolo 9, di cui 2 5 stelle, anche qui ne parleremo perché è molto interessante capire come sta evolvendo una spiaggia come quella isolana, che era nata come una spiaggia popolare. Poi Michela Cafarchia, che è presidente del consorzio Venezia e il suo Lido, che è un consorzio che si occupa e che riunisce alberghi e strutture ricettive del Lido, e anche qui c'è veramente tantissimo da dire su quest'isola che in questo momento soffre, ha poche presenze, e invece potrebbe essere una miniera d'oro e anche uno sfogo per una Venezia che è davvero che sta calamitando davvero moltissimi turisti. Che dire, noi naturalmente vogliamo ricordare i 3 morti nel Veneto: Sandro Pompolani, Valeria Lorenzini, Ennio Piccolin, a tutti loro, a tutte le famiglie di queste persone il nostro cordoglio. Vogliamo ricordare i 100.000 ettari di bosco che sono andati distrutti, vogliamo ricordare i 3.060 volontari che sono accorsi in questi giorni ad aiutare il bellunese. La foresta Val Visdende è andata distrutta per il 20%, poi ancora un altro dato: in 150.000 sono rimasti senza acqua, luce e gas. Però appunto la stagione sciistica, ha detto Luca Zaia, riprenderà. Anzi, c'è stato un po' di sfottò sul fatto che Salvini si è fatto vedere sorridente, e sul fatto che il Consiglio regionale del Veneto ha detto andate tutti a fare una gita ad Alleghe. In realtà l'obiettivo è quello di spingervi a visitare il Veneto e a non farvi proprio così prendere dagli allarmismi. È corretto, François Droulers? Ne parlavamo prima a telecamere spente, no? Ma ovviamente la Confindustria Turismo, il sistema turistico veneziano, noi tutti imprenditori siamo vicini in questi momenti, in queste ore, in queste giornate di grande difficoltà e di preoccupazione di tutto il sistema industriale e turistico del bellunese, che è molto vicino a noi e al quale noi rivolgiamo la massima disponibilità, assistenza e evidentemente anche il cordoglio per le persone che in questi giorni sono mancate e che stanno soffrendo da una parte, che molto spesso anche sono in presenza di una carenza importante di infrastrutture, acqua e luce. Certo. E Michela Cafarchia, il Lido c'entra con il maltempo, no? Tra l'altro l'acqua alta indubbiamente ha reso difficile anche i collegamenti con l'isola. Sì, noi abbiamo avuto un problema di collegamenti, ci sono state addirittura, io non ho ricordi se la bambina, una sospensione dei traghetti per alcune ore. Abbiamo avuto pochi problemi rispetto ad altre zone del litorale, fortunatamente. Il Lido spesso ha questa gran fortuna quasi di un piccolo microclima protetto, quindi noi non abbiamo avuto dei grossissimi problemi, dei grandi disagi, ma anche i nostri ospiti, avevamo gli alberghi pieni, insomma alla fine si sono dovuti adattare, certo, a questa emergenza. Quindi queste forti raffiche di scirocco, diciamo, hanno reso difficile l'attracco agli imbarcaderi, però di fatto sì, c'era una certa tranquillità insomma in queste strutture. Luca Boccato,
Voi come albergatori avete un po' sofferto questo allarmismo che ha fatto precipitare o comunque ha fatto ridurre drasticamente le prenotazioni durante questo fine settimana? Ma purtroppo dobbiamo riconoscere che poi i fatti di cronaca hanno dimostrato che gli allarmi erano assolutamente fondati, quindi noi purtroppo come operatori talvolta ci lamentiamo di un eccesso di allarmismo, ma in questo caso erano quanto mai fondati. Purtroppo quello che rileviamo da imprenditori, mi riferisco soprattutto a Venezia, è che il rischio di allagamenti, il rischio di acqua alta ha sicuramente allarmato molti ospiti e questo ha rallentato un pochino la domanda nei giorni di maggiore criticità. Tutto sommato, visto come sono andate le cose, credo che anche su Venezia ci sia da tirare un sospiro di sollievo perché tutto si è risolto al meglio. Prima la collega Cafarchia ricordava che Lido è stato fortunato dal punto di vista della mareggiata anche in termini di effetti permanenti sulla spiaggia. Purtroppo la stessa cosa non è accaduta a Jesolo, dove un tratto di spiaggia piuttosto ampio nella zona più vicina a Cortellazzo è stato pesantemente danneggiato e dove purtroppo ne risentiremo l'anno prossimo con l'avvio della stagione a meno di interventi strutturali. Certo, tra l'altro proprio oggi nel nostro TG ne parlavamo, avevamo delle interviste di Jesolo, insomma la spiaggia sta raccogliendo ancora adesso, arrivano detriti su detriti, tonnellate che devono essere rimosse, soprattutto legname. Il Bellunese che è stato colpito nel Bellunese, dove c'è stato quello che sappiamo, passa il Piave e in tutto il suo percorso ha raccolto montagne di detriti che si sono poi riversati sulla costa di Jesolo perché il Piave sfocia proprio a Cortellazzo, certo. E questo ha sicuramente creato un danno importante. E ne avrete per giorni e giorni. Non è una cosa che si esaurisce in qualche giorno. No, infatti, e quindi insomma pensate alle conseguenze. E torniamo all'argomento della nostra puntata, che è appunto il turismo, come sta cambiando. Io credo che verranno fuori cose molto interessanti da questa puntata, perché il turismo sta veramente cambiando moltissimo. François Drulese, lei intanto si presenti meglio, spieghi un attimo, oltre che essere appunto presidente della sezione turismo e Confindustria, quindi riunisce 3.500 aziende, cioè 100 imprese e 3.500 dipendenti, lei vive anche proprio, tocca con mano insomma il turismo, no? Senza dubbio, lo vivo tutti i giorni perché è la mia attività. Sono presidente di una società che si chiama D-Hotels, che ha 2 alberghi sul territorio, abbiamo 400 camere, 2 alberghi posizionati sulla fascia upper scale, per cui uno è un Hilton e uno uno Sheraton. Quindi 5 stelle? Tutte e due, sì, sono 4 stelle superior, tutte e 2 insistono sul territorio mestrino e veneziano, e per cui senza dubbio una visione di quello che accade sulla nostra destinazione. Lei parlava del turismo, di come sta cambiando il turismo ha avuto una forte evoluzione grazie a internet, grazie a alle necessità delle nuove generazioni che hanno delle aspettative diverse rispetto a quello che era il turismo generalista, il turismo che arrivava sulla destinazione e che era contento di vivere la bellezza veneziana piuttosto che una vacanza in spiaggia con la sabbia e il secchiello. Oggi il turista si muove su diverse nicchie, ha bisogno di vivere delle esperienze che sono specifiche, che riguardano i propri interessi, e il nostro territorio, evidentemente essendo un territorio molto vasto, ha la possibilità e ha l'opportunità di offrire a questi nuovi turismi, come li ha definiti lei, delle opportunità di vacanza e di soggiorno molto importanti. Entriamo poi magari dopo nel merito di quali Senza turismi, dubbio. perché ce ne sono veramente tantissimi. Ecco, per esempio, anche Jesolo sta cambiando molto, no? Dal punto di vista dei turisti. Assolutamente sì. Noi come HNH abbiamo aperto a Jesolo il primo 5 Stelle nel 2014, fino ad allora l'offerta turistica non era coperta in questo segmento di mercato, è tuttora sicuramente un'iniziativa che reputiamo di successo, ma che in qualche modo sta anche cambiando l'offerta sulla destinazione. Dopo di noi è entrato un altro operatore che è il gruppo Falkensteiner, quindi oggi operano 2 alberghi 5 stelle su Jesolo, ne sono in apertura, ce n'è in apertura almeno un terzo,
e questo sicuramente ha cambiato l'offerta e ha cambiato anche la domanda indirettamente, perché comunque il cliente 5 Stelle è un cliente che cerca un certo tipo di prodotto e che ignora certe destinazioni fino a quando non si presenta quel tipo di prodotto. Ecco, 5 Stelle, ecco, spieghi meglio, perché uno pensa a 5 Stelle, pensa al lusso, però che servizi offre? Perché c'è anche mi diceva appunto a telecamere spente che c'era anche una spa. Ma noi in particolare, ma anche il nostro competitor, abbiamo una spa molto importante, sono oltre 2500 metri quadri. Come un piccolo centro termale, diciamo, sì, no? diciamo, noi lo viviamo un po' diversamente perché crediamo che nella nostra idea di prodotto la spa debba essere qualcosa che pervade in tutte le aree dell'albergo, quindi la generazione di benessere, l'esperienza di benessere è qualcosa che vogliamo allargare alla ristorazione, che vogliamo allargare al bar, che vogliamo allargare alla spiaggia, al mare, e proprio per dare agli ospiti un'esperienza di benessere a tutto tondo e in tutte le aree dell'albergo. L'aspetto positivo per noi, che era nei nostri obiettivi iniziali quando abbiamo iniziato questa avventura, era proprio quello di riuscire attraverso il centro benessere, attraverso la spa, ad allargare significativamente la stagione, e devo dire che ci siamo riusciti, perché oggi rimaniamo aperti non più come fanno molti altri alberghi a Jesolo, i 3, 4, 5 mesi, ma arriviamo a fare gli 8-9 mesi con tassi di occupazione molto importanti durante tutto l'anno. E poi casomai cercheremo di capire come mai sono arrivati questi diciamo turisti danarosi a Jesolo, perché è vero, vanno dove c'è l'albergo 5 Stelle, però per arrivarci devono anche essere in qualche modo agevolati, no? Quindi vedremo come ci arrivano. Cafarchia, il consorzio di Venezia per il Lido, perché è nato, quando è nato? È nato 4 anni fa per volontà di un gruppo di imprenditori, siamo circa 20, siamo nati 23 aziende che si erano messe insieme, siamo imprenditori della parte hotelleria ma anche balneari e ristorazione, e avevamo deciso di affermare nuovamente il brand Lido di Venezia, che negli ultimi anni purtroppo era rimasto così alle spalle di Venezia, quindi soffocato da questa grande mamma, e avevamo perso un po' la nostra identità, sia come spiaggia di Venezia l'avevamo persa, e insomma non eravamo praticamente più nulla, non si sapeva. Questa è stata una grande colpa imprenditoriale, no? Avevamo vissuto per tanti anni alle spalle, diciamo, di Venezia, eravamo l'overbooking più economico, e questo ci ha fatto perdere una grandissima potenzialità, quindi siamo ripartiti fiduciosi, abbiamo un grandissimo entusiasmo, siamo molto uniti e siamo molto innamorati del nostro territorio, quindi noi lo raccontiamo attraverso sicuramente progetti importanti, ma anche prendendo nuovamente in mano la valigetta, andando di nuovo alle fiere, cosa che non facciamo più da 20 anni. Certo. E quindi andiamo a riposizionare un Lido di Venezia secondo noi veramente unico, perché è una piccolissima isola, però a 10 minuti da San Marco, che regala momenti esperienziali notevoli. Certo. No, ci sono stati anche diversi tentativi, penso all'investimento di Venezia East Capital, no? Quindi c'erano stati dei tentativi, insomma, che però poi sono un po' naufragati. Che però adesso si stanno in un momento con nuovi imprenditori, vedi Koiman che insomma ha comprato l'Eccelsior de Ben, adesso l'Eccelsior sta effettuando il secondo anno di restauro, in 3 anni sarà posizionato 5 Stelle Lusso, poi si spera in una riapertura del De Ben, certo. E anche l'Ungaria, che è un bellissimo albergo 4 stelle che insomma, è su tutti i giornali, perché c'è questa grande opera di Joe Tilson che è stata inaugurata la settimana scorsa, è la più grande parete di Murano. Che mai in un albergo non è la prima volta che succede, e questo comporterà un grosso restauro quest'anno interno dell'azienda e diventerà un 5 Stelle Lusso, quindi ci posizioniamo anche noi con 2 grosse realtà e la destinazione verrà riposizionata su verso un turismo medio-alto. Vogliamo aggiungere il Club Mediterranee? Speriamo. Speriamo. No, beh, insomma, speriamo. Da un po'. Recentemente è venuto a Venezia chi si occupava, come il portavoce, diciamo, del gruppo, diceva: quando inaugureremo Cefalù, e ormai l'hanno inaugurato, perché l'hanno inaugurato alcuni mesi fa, partiremo con Venezia. E poi c'è anche il gruppo Marzotto, no? che hanno entrambi 2 aree molto belle dell'isola, che sono all'estremità,
San Nicolò Certo. e Alberoni, per cui insomma garantirebbero l'espansione dell'hotellerie su tutta l'area. E darebbero, questo come diceva Lucato, darebbero un grosso impulso alla destinazione. sì, una nuova destinazione, anche perché poi il gruppo Marzotto diceva che voleva fare una cosa assolutamente slegata al territorio, cioè sì, ci interessa che siamo vicini a Venezia, però faremo tutta una cosa nostra, diceva, tutta una cosa particolare, insomma si verrà in qualche modo a sapere. Allora, Venezia si sta trasformando. Tra l'altro Mestre, in via Camarcello, sta cambiando completamente lo skyline proprio della zona della stazione di Mestre, e Venezia si sta trasformando. Tra l'altro c'è questa grandissima concorrenza di bed and breakfast, abusivi e non abusivi. Qualsiasi veneziano che ha un po' di iniziativa prende, viene a Mestre e comincia ad affittare il suo appartamento. Cosa sta accadendo? Beh, accade proprio quello che sta dicendo, nel senso che è un mondo che si sta sviluppando in tante direzioni. L'offerta turistica non è soltanto coperta in questo momento dal mondo dell'ospitality alberghiero, è anche coperta dai bed and breakfast e poi dalle locazioni turistiche. Le locazioni turistiche che di fatto sono state liberalizzate nella nostra regione circa 5 anni fa e che hanno avuto un forte sviluppo negli ultimi anni. I numeri sono abbastanza preoccupanti. Oggi noi viviamo nel centro storico di circa 9.000 locazioni turistiche dichiarate, che di fatto, facendo un conto molto semplice, potrebbero portare a un calcolo di circa 15.000 letti, che sono il totale dei letti disponibili nel mondo alberghiero. Per cui di fatto quello che è successo è che l'hospitality, soltanto con le locazioni turistiche, è raddoppiata negli ultimi 5 anni in Venezia. Queste locazioni sono evidentemente, la nostra posizione è quella di tutelare un segmento di mercato e di offerta che copre una domanda che è in forte crescita, e pertanto anche Venezia si deve munire, come le altre città europee, di un'offerta che soddisfi questo tipo di domanda, ma dall'altra parte questa offerta deve essere anche in qualche maniera regolamentata per tutelare chi fa bene il mestiere della locazione turistica, ma soprattutto per tutelare un'industria, quella alberghiera, che crea un indotto e delle occupazioni che evidentemente devono essere in qualche maniera protette, o perlomeno le locazioni turistiche adeguate su quelli che sono gli standard igienico-sanitari e di agibilità e di abitabilità degli alberghi. Per cui noi vediamo con un po' di preoccupazione quello che è lo sviluppo delle locazioni turistiche nel centro storico, nella destinazione mestrina, perché anche lì c'è un forte sviluppo. Vediamo di buon occhio quella che è la nuova proposta di legge che la Regione Veneto ha messo diciamo in cantiere, che è quello del codice di identificazione delle locazioni turistiche. Abbiamo come Confindustria proposto delle modificazioni rispetto alla legge, in modo tale che l'interesse di chi fa locazione turistica in maniera professionale, rispettando la legge, venga tutelato, e dall'altra parte che non ci sia diciamo, un'invasione di locazioni turistiche che spesso, ripeto, escono dalla legalità e che non rispettano minimamente quelli che sono i requisiti igienico-sanitari che ci si aspetta. E questo lo diciamo nell'interesse evidentemente di tutto quello che è il mondo turistico della destinazione, ma soprattutto anche della sicurezza dell'ospite e dei residenti, che evidentemente vogliono avere certezza di vivere in condomini che non sono popolati da stranieri che arrivano, che festeggiano e che evidentemente non garantiscono quella che è la natura di sicurezza che viene garantita dal concetto di condominio. Non pensa che l'abusivismo potrebbe anche sfuggire di mano? Cioè, tutte queste regole riuscirebbero a imbrigliare l'abusivismo? Perché voglio dire, guardi, non è facile. il tema, guardi, tutti i mercati poi si adeguano e si normalizzano. Oggi quello che succede è che la crescita è stata tale che probabilmente avere una locazione turistica non qualificata nel mercato non è più vantaggioso. Il mercato voglio dire, premia chi fa le cose fatte per bene, e evidentemente in una situazione di forte competizione di quel determinato segmento di mercato
può trovare vuol dire, una motivazione per non fare più locazione turistica a chi oggi cerca di praticare questo tipo di esercizio in futuro. Per cui secondo me quello che succederà è che ci sarà una normalizzazione, tante locazioni turistiche usciranno dal mercato, un po' perché dovranno adeguarsi a quelli che sono i regolamenti prescritti dalla Regione e evidentemente dal nostro Comune veneziano, e un po' perché non avranno più vantaggio economico a portare avanti questo tipo di attività. No. Dicono che nel turismo aumenteranno soprattutto i low turisti, cioè quelli che vogliono il turismo poco costoso, no? Infatti lo dimostra il fatto che hanno costruito questi ostelli in via Cammarcello. Il Lido, perché lei rappresenta sì i grandi alberghi, ma rappresenta anche le piccole realtà. Il Lido fino a che punto potrebbe essere toccato da questo turismo, diciamo, economico? Ma sicuramente ci preoccupa perché parliamo di numeri importanti come di camere, nuove camere, però l'obiettivo del consorzio, questo grande progetto è proprio quello di lanciare la destinazione, affermarla, quindi insomma cercare il nostro target che non può essere quello lì, nel senso noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo coscienti di avere un territorio meraviglioso, chi sceglie di venire al Lido non è sicuramente il turista che sceglie di alloggiare vicino alla stazione, il nostro turista mediamente sta a un 3,5 notti, quindi tanto, quindi è un turista che ama il Lido, che ritorna negli anni, che lo conosce. È difficile avere il turista per una notte al Lido e quindi noi puntiamo ad aumentare la nostra offerta, creare sempre più esperienze da poter vivere e magari aumentare anche la permanenza. Questo è il nostro obiettivo, quindi riqualificare le strutture alberghiere e mettere in sinergia in rete tutto ciò che il Lido offre, questo che sta facendo il consorzio, e quindi noi siamo molto felici perché stiamo ottenendo dei grossissimi risultati. Certo. Si parla di convegni, no? Solitamente è da un po' di anni che i convegni sono una risorsa per il Lido, anche se è sempre è complicatissimo raggiungere l'isola, però una volta che si raggiunge l'isola finalmente uno si rilassa e si gode il convegno per 2 o 3 giorni. È questo il vostro futuro? Allora, il centro congressi adesso avrà 9 milioni di euro stanziati, quindi ci sarà una nuova ristrutturazione all'interno del casino. Stanziati dallo Stato, sì, è stato un nuovo finanziamento che arriverà e quindi noi saremo un po' in difficoltà per alcuni anni perché ci saranno dei lavori. Funzionerà il Palazzo del Cinema, mentre il Palazzo del Casino avrà questo importante restauro. Però noi come consorzio siamo proprio il braccio operativo di Vela, Vela si occupa delle candidature, noi consorzio invece creiamo tutta la parte ospitalità e quindi ci siamo proprio dotati di una piattaforma tipo un'OTA, tipo booking.com, dove i nostri congressisti possono prenotare attraverso dei codici, insomma una cosa molto interessante, e questo ci permette anche nuove candidature, quindi noi siamo di supporto al comune, all'amministrazione per nuove candidature. Il nostro obiettivo è sicuramente i congressi perché destagionalizziamo. Certo. Abbiamo riportato il Festival del Briggio come l'anno scorso per la prima volta dopo quasi 15 anni, quest'anno lo rifacciamo a livello internazionale ad aprile, quindi dal 9 all'11, e quindi anche noi stiamo cercando di destagionalizzare perché in questo modo, quest'anno abbiamo l'ultimo congresso il 17 di novembre, quindi siamo molto felici. E poi il Lido ha anche questa grande tradizione della salute, no? Del mare che fa bene, di tutta la riabilitazione, eccetera, quindi c'è tutto quel fronte ancora da sviluppare. Che no? Sicuramente parte dell'area mediterranea, perché ci sarà anche un'area dedicata probabilmente alla talassoterapia, sicuramente una riscoperta di quello che i nostri bisnonni avevano ideato, né più né meno. Le famose sabbiature del Lido erano famose in tutta Europa. E questo ci collega anche a questo progetto che poi magari parleremo, che abbiamo avviato con Confindustria sul concetto di green e dello star bene. Vabbè, ne parliamo allora nel prossimo giro. Jesolos legata a Venezia, questo è quello che mi ha detto Luca Boccato prima che cominciassimo questa trasmissione. Cioè, il turismo è decisamente cambiato perché i turisti non vengono più a Jesolo solo per andare a Venezia, o anche addirittura non ci vogliono proprio andare a Venezia, preferiscono stare a Jesolo. Com'è che è cambiata questa cosa? Ma Jesolo è nata come spiaggia di Venezia negli anni 30, spiaggia alternativa a Venezia negli anni 30-40, si è sviluppata negli anni, ha avuto un forte boom dopo la seconda guerra mondiale, quindi anni 50 e 60,
e al netto di un'offerta turistica molto limitata alla parte centrale dell'estate, aveva poi un motivo di viaggio anche la vicinanza con Venezia. Jesolo... Poi avete sempre i turisti mordi e fuggi a Jesolo, no? Beh, abbiamo, diciamo che abbiamo una componente di domanda pendolare che, se vogliamo, è un po' slegata dal settore del quale mi occupo io, ma che comunque è importante per il territorio, perché Jesolo non sono solo alberghi, sono anche ristoranti, sono anche pizzerie, sono bar, sono attività di intrattenimento come l'Acqualandia e come altre offerte molto importanti di intrattenimento a Jesolo, le discoteche. Quindi sì, il turismo è mordi e fuggi legato al pendolarismo, ma è anche vero che Jesolo ha cambiato faccia perché è uscita da un monomercato a lingua tedesca. Il turismo a lingua tedesca, quindi Austria e Germania, 20 anni fa pesava per 2/3 della domanda complessiva di Jesolo. Oggi ci sono molti mercati importanti, dal mercato russo al mercato dell'Est Europa, al mercato del Nord Europa, al mercato inglese. In tutto questo un ruolo molto importante ce l'ha sicuramente anche la fortuna di avere a poca distanza da Jesolo l'aeroporto Marco Polo di Venezia, che è un aeroporto internazionale con molti collegamenti. Però tutto questo non sarebbe avvenuto se non ci fosse stato a Jesolo un'attività per creare una destinazione importante come oggi Jesolo. Oggi Jesolo ha un awareness, è un brand proprio a prescindere da Venezia, e questo lo ha fatto nel tempo creando un importante calendario di eventi che non è più legato solo alla parte centrale della stagione, ma è legato tutto l'anno, e anche, lasciatecelo dire, ha il coraggio di alcuni imprenditori, anche noi tra questi, che hanno voluto investire sul territorio e hanno avuto il coraggio di investire in un segmento di offerta che prima non era coperto. Quindi. Avete turisti in inverno? Perché adesso appunto si sta riscoprendo questo mare d'inverno, lo vediamo anche, basta anche guardare Facebook per esempio, no? Cioè tutti che quando c'è una bella giornata fanno vedere la loro foto di loro che passeggiano nella spiaggia, anche se è d'inverno, no? Ma noi abbiamo appena chiuso il mese di ottobre con Almar, che è il nostro 5 stelle che abbiamo a Jesolo, in cui abbiamo avuto un'occupazione superiore al 60%, quindi il mese di ottobre. Il mese di ottobre una volta chiudavamo e molti alberghi di Jesolo erano chiusi, quindi indubbiamente il turista sta scoprendo anche il mare d'inverno, sta comprendo anche le bellezze del territorio, quindi legate alla natura, legate non solo al mare, ma Jesolo ha una componente naturalistica importante con la zona est della laguna di Venezia, che è sicuramente importante nell'offerta complessiva del pacchetto turistico, e quindi sì, il mare d'inverno si sta scoprendo, non direi tanto il mare d'inverno quanto piuttosto il mare nelle code di estate, quindi aprile, quindi ottobre, e sempre di più questo fenomeno si sta allargando. È un fenomeno che ovviamente ha un fortissimo impatto anche sul benessere del territorio, perché noi usciamo da un modello in cui i residenti del territorio lavorano 3, 4, 5 mesi all'anno, entriamo in un contesto anche di maggiore benessere diffuso, perché la gente non lavora più 4-5 mesi ma può lavorare 7-8 mesi, e questo ovviamente ha un impatto sul benessere di tutti. Quindi c'è uno sviluppo sicuramente diverso della destinazione e della collettività all'interno della destinazione. Ma anche la mostra, per esempio, penso ai presepi di sabbia, no? Che quella indubbiamente ha dato un'attrazione turistica natalizia, no? Che è servita anche. Tra l'altro, a proposito di questo, quest'anno è un successo credo importante di chi ha creduto negli anni alla mostra dei presepi di sabbia. Ci sarà una prima installazione dei presepi di sabbia a Roma in Vaticano, quindi, sì. e questa cosa viene fatta per Jesolo. Quindi Certo. è una cosa che indubbiamente crea un legame forte e contribuirà ulteriormente a far conoscere a livello nazionale e internazionale Jesolo come destinazione. Ma anche l'horror mi pare che era stata una bella scelta di imprenditori sempre privati, no? Però anche quella è stata una cosa molto seguita. Sì, ma a Jesolo c'è il coraggio, credo, di investire, ci sono imprenditori che rischiano, a volte hanno successo e vengono ripagati dai rischi che hanno saputo prendere, a volte meno, però devo dire che il contesto è favorevole in questo senso, e c'è la possibilità di rischiare con una ragionevole certezza che le cose possano andare bene, quindi direi estremamente favorevole in questo senso. Certo, sì, infatti ricordo queste mostre appunto che hanno avuto molto successo sul corpo umano, curate dal Cimelli, tra l'altro che è un medico
come si dice? No, non mi viene la parola, insomma comunque che fa le anatomie, anatomica. E questo Cernelli appunto ha curato questa mostra che ha avuto molto successo, ha avuto molti... turismo diverso nel territorio, il turismo slow, i turisti cominciano ad apprezzare molto la gronda lagunare, cominciano ad apprezzare i fiumi, cominciano ad apprezzare addirittura le houseboat, dicono che piacciono molto, e sta cambiando il turismo nel territorio, mi riferisco anche al fatto che appunto il suo hotel è a Mogliano, quindi una zona insomma all'interno nell'entroterra, quindi la campagna, le ville patrizie, i fiumi. Senza dubbio, però prima di rispondere alla domanda vorrei collegarmi a quanto ha detto Luca Boccato prima in merito alla destagionalizzazione di Jesolo. Destagionalizzazione che serve anche a Venezia, infatti noi abbiamo un calendario eventi che è il driver principale motivazionale per le visite dei turisti, che è molto concentrato sull'alta stagione e abbiamo una carenza di eventi invece sulla bassa stagione. Per quanto la stagione si sia allungata, si è allungata la stagione. Lo scorso anno io mi ricordo che continuavamo a ricevere comunicati che dicevano che fino a novembre Venezia era veramente anche troppo... Quest'anno un po' meno, però le confermo che 30 anni fa gli alberghi chiudevano d'inverno a Venezia, per cui questo vuol dire sicuramente c'è stata un'evoluzione, c'è stata anche un'evoluzione nel mondo del turismo che ha dei numeri che sono diversi rispetto a 30 anni fa, però il tema vero che cos'è? Il tema vero è che noi soffriamo di un, tra virgolette, overtourism concentrato nei mesi di alta stagione e poi viviamo una situazione invece di città praticamente semivuota nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, mesi che invece offrono al turista potenziale una Venezia diversa, una Venezia romantica, un po' malinconica, ma che offre sempre gli stessi musei, le stesse mostre, gli stessi ristoranti e gli stessi alberghi. Ecco, se fossimo in grado di avere delle manifestazioni, degli eventi come sono stati creati a Jesolo con creatività sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, anche a Venezia, in modo tale da avere un'estensione della stagione, quello sicuramente sarebbe un'opportunità. Però qui ci vogliono idee. Io ricordo che per alcuni anni è stato organizzato anche un mercatino, per esempio, in Campo Santo Stefano, che però non ha mai avuto successo. Beh, allora il tema è organizzarlo e promuoverlo. Per cui ci sono delle belle idee che magari vengono fatte localmente, ma dove magari abbiamo mancato un pochettino nella promozione. Non siamo stati in grado di raccontare al mondo che c'era l'opportunità di vivere dei mercati particolari, specifici delle capacità artigianali veneziane in quel particolare momento. Oggi con i social media, con i social network, Instagram, Facebook e tutti i diversi mezzi di comunicazione che ci sono, c'è l'opportunità effettivamente con pochi denari di promuovere, di raccontare al mondo quelle che sono le attività che evidentemente possono essere create specificatamente nella bassa stagione, nel periodo natalizio, nel periodo di gennaio. Rispondendo alla sua domanda. I diversi turismi. Noi abbiamo anche tutte queste piste ciclabili, per esempio, che vengono costruite, la Regione Veneto lo sa benissimo, no? Certo, la Regione Veneto allora, faccio un salto indietro, poi parliamo anche del ciclismo e dei vari tematismi. Certo. Quello che succede è che noi in Confindustria abbiamo mappato tutta l'area veneziana, identificando delle specificità per ogni destinazione, per cui abbiamo parlato per il centro storico dell'architettura, della musica, della cultura in generale, abbiamo Chioggia che ha un grossissimo potenziale sulla parte enogastronomica, abbiamo il Lido che ha il suo posizionamento nel mondo green, nel mondo del, diciamo, come l'ha definito lei poc'anzi, sulla parte slow definita, abbiamo la parte della costa che va da Cavallino Treporti fino a Caorle, che ha diversi tipi di turismo, c'è il turismo all'aperto, c'è il turismo della vacanza delle famiglie da Jesolo a Caorle, abbiamo il turismo all'aperto ancora una volta sulla parte di sottomarina, abbiamo poi l'opportunità evidentemente di sviluppare il turismo congressuale, il turismo che ha il tematismo del Veneto in generale nella parte mestrina, che logisticamente è posizionata in maniera molto favorevole rispetto a Padova, rispetto a Treviso, rispetto all'aeroporto, rispetto a Jesolo e a Belluno, per cui ci sono diverse, diciamo,
aree di interesse che possono essere promosse con delle specificità territoriali. La Regione Veneto negli ultimi anni, rispondendo al tema del ciclismo, in base anche a quelle che erano le direttive governative, in particolare sul finanziamento di iniziative di promozione turistica, identificato nei tematismi regionali un modo di promuovere il turismo nel mondo. Quello che è successo è che evidentemente, come abbiamo detto in apertura, i turisti in generale si spostano per degli interessi specifici, per cui l'interesse specifico potrebbe essere quello del ciclismo, e il turismo, la Regione Veneto ha investito diversi danari nello sviluppo delle ciclabili. Oggi noi abbiamo una situazione dove abbiamo la Monaco Venezia, che è una grossa opportunità, che attraverso dei territori che spesso non erano visitati dai turisti, che oggi invece possono essere visitati. Il mondo del ciclismo è un mondo che si sta sviluppando in maniera straordinaria. Chi è uno sono sport, i turisti che amano è assolutamente trasversale, guardi, non sono soprattutto quelli del nord Europa? No? Beh, quelli del nord Europa, come sempre, sono più avanti di noi, sono più sensibili alla salute, sono più sensibili all'ecosostenibilità, sono più sensibili anche magari a non prendere la macchina da soli e fare 50 km, salgono in treno oppure vanno in giro in bicicletta. Però guardi che i veneti hanno una grande tradizione di amore per la bicicletta. Non dubito. No, cioè, le ciclabili esistono da poco e si stanno sviluppando solo ora. Per cui ecco, abbiamo il tematismo del ciclismo che è stato sviluppato, abbiamo il tematismo dei colli con il Prosecco, che ha avuto uno sviluppo straordinario in termini di brand. Beh, si dice che per i prossimi 20 anni continuerà ad essere in espansione il mercato del vino, quindi... Assolutamente, speriamo che lo sia, speriamo che lo sia quello del Prosecco in particolare. Abbiamo quello del golf, che è un altro tematismo importante che posiziona un'altra volta. Forse si è un po' fermato. Il golf? Il golf si è fermato nel mondo italiano. Noi abbiamo in Italia circa 100.000 iscritti, e per cui abbiamo avuto un calo negli ultimi 5 anni, credo del 20%. È uno sport che è ancora percepito nel nostro paese come sport per le elite. In realtà è uno sport che si può avvicinare abbastanza facilmente e che non ha dei grandi costi. È uno sport che offre l'opportunità di vivere la natura, a contatto con la natura, spesso passeggiando in posti molto ben tenuti e molto belli. Il Lido, per esempio, ne ha uno che è bello e che speriamo venga rilanciato a dovere nei prossimi anni. Però il golf in generale in Veneto ha un'offerta che è molto interessante, perché va da Vittorio Veneto, Asolo, Asiago, Vicenza, Albarella, Padova, Treviso, Jesolo, Martellago, per cui Castelfranco, insomma ne abbiamo 25 di golf con 18 buche, per cui non è un primato ma è un numero di buche molto importante. Dobbiamo raccontarlo al mondo nord europeo, che evidentemente ha, grazie al Marco Polo e anche all'aeroporto di Treviso, una connessione con le città più importanti del nord Europa, e dobbiamo offrire dei pacchetti, dobbiamo raccontare che il nostro territorio è un territorio da vivere al di fuori di Venezia e di quelle che sono, Verona per esempio, le calamite principali del nostro turismo. L'opportunità che abbiamo con questi tematismi è di portare il turista che va nelle maggiori destinazioni all'interno del nostro territorio, facendogli vivere quelle che sono delle esperienze che evidentemente le rende il Veneto, o la Land of Venice, nuovo brand molto importante, un territorio assolutamente importante da scoprire. Certo, poi parleremo anche dei dati dei turisti, perché la Spagna, quando l'Italia aveva più turisti, la Spagna è riuscita a sorpassare l'Italia proprio con i campi da golf, no? lungo la sua costa. Quindi parliamo del progetto Green. Allora, il progetto Green nasce innanzitutto come una volontà di trovare una nostra identità. Noi avevamo un po' perso, come avevo detto prima, l'identità, e quindi non sapevamo come posizionarci. L'abbiamo guardata la nostra isola, abbiamo visto che proprio morfologicamente era perfetta, perché abbiamo l'oasi del WWF, abbiamo il campo da golf, abbiamo 56 associazioni sportive, si può praticare qualsiasi, insomma, o quasi tutti gli sport. E abbiamo poi una componente della nostra sabbia particolare, insomma l'abbiamo studiata anche con Ca' Foscari e ci siamo presentati a Confindustria. Noi come consorzio siamo associati a Confindustria, abbiamo chiesto
il loro aiuto, perché sicuramente loro potevano aiutarci anche a livello proprio di relazioni, hanno appoggiato il progetto e quindi nasce questo Green Lido con una carta di sostenibilità firmata il 26 di febbraio e ci identifica e ci posiziona sul mercato del turismo sostenibile, turismo slow, quindi tutte le esperienze che dicevo prima, poc'anzi, esperienziali nella nostra laguna, ma anche all'interno del Lido. Noi abbiamo creato un bellissimo, per esempio, itinerario in bicicletta delle Ville Liberty, che può essere fruito anche dai clienti che alloggiano in centro storico e possono venire a passare una giornata al Lido e conoscere per esempio le bellezze anche culturali della nostra quindi isola. c'è un percorso che si C'è può un fare in percorso che bicicletta. è stato fatto, studiato con una guida che da aprile a settembre accompagnerà i turisti a cadenzata settimana. Ma esiste già o sarà? Noi quest'anno abbiamo fatto tutti, diciamo, l'anno zero, il prossimo anno sarà proprio acquistabile all'interno del nostro portale. E poi c'è tutto un turismo proprio della Laguna Sud, per esempio, che è bellissima, fino a Pellestrina, insomma, San Sì, Pietro. ecco, quella è venuto il consigliere delegato Scarpa a parlarne, ha detto abbiamo fin troppi turisti e adesso abbiamo la pista ciclabile che è un po' congestionata. Noi la facciamo in barca, noi la promuoviamo in barca perché voglio dire è un percorso della laguna meraviglioso e si può partire dal Lido. No, però il problema è appunto assicurare anche dei servizi, no? Perché allora se sono in tantissimi lungo la pista ciclabile poi magari si ritrovano tutti nello stesso ristorante, nello stesso bar, eccetera. Sì, diciamo che lì hanno un'offerta molto limitata e quindi no, il Lido fortunatamente non è così. Il turismo che noi diciamo auspichiamo è un turista che conosca il green per noi inteso sicuramente a livello di prendersi cura di sé, star bene, ma anche le aziende hanno firmato un protocollo, siamo in 28 che l'abbiamo firmato, da qua a 3 anni faremo proprio degli investimenti importanti sul discorso ispirandoci ad alcuni principi dell'Ecolabel, per cui è veramente un progetto ambizioso, importante, che ci posiziona in una maniera un po' unica a Venezia. Noi vogliamo essere il cuore verde di Venezia, insomma siamo Venezia, per quello anche Venezia è il suo Lido, e ci crediamo molto a una piccolissima risposta anche ai flussi, perché piccola però ci vogliamo posizionare insomma, per defluire un po' in maniera intelligente. Certo, ecco. Il Lido potrebbe essere uno sfogo, no? Assorbire un pochino di quelle persone. Cosa ne pensate di quella proposta che è stata del sindaco Luigi Brugnaro, ma se n'era parlato anche anni fa, di utilizzare il tunnel del Mose per collegare Punta Sabbioni col Lido? È praticabile? Qualcuno dice di sì, io lo trovo abbastanza così improbabile. Io non sono molto, devo dire, fautrice di questi grandi collegamenti del Lido con la terraferma. Io sono nata, cresciuta, anche se ho studiato fuori, sono ritornata, ho cresciuto i miei figli. Il Lido è un'isola e un giornalista tempo fa, che abbiamo ospitato per un fototrip, anche un giornalista importante, ha detto qui c'è il silenzio dell'isola che sarebbe auspicabile vendere, perché il silenzio è una cosa che oramai tantissimi vorrebbero acquistare. Ed è difficile da trovare. Ecco. Tantissimi veneziani vorrebbero eliminare anche il ponte veramente che collega Venezia. Stefani diceva che l'Europa era, che Venezia era il centro del mondo e l'Europa era un'isola, no? Ecco, però insomma diciamo che il Lido si posiziona proprio anche, è una vacanza detox, ecco, io la consiglio a tutti. Allora, attrazioni che possono interessare a Jesolo, per esempio la gastronomia, è una cosa, no? E Caorle per esempio è una meta molto apprezzata per il pesce, quindi quanto è importante per gli ospiti di Jesolo la gastronomia? La vacanza l'ospite la vive sempre di più in modo globale e rotondo rispetto a tutte le variabili, come dicevamo prima. Il turista internazionale soprattutto viene in Italia per un'esperienza culturale che passa anche attraverso la gastronomia. Jesolo, se vogliamo, non ha la tipicità forte che ha per esempio Caorle, che è da sempre storicamente un porto, e questo ovviamente crea poi uno sviluppo della componente enogastronomica. Jesolo, se vogliamo, ha una inclinazione un pochino più internazionale, quindi resta una forte vocazione e una forte inclinazione alla cucina locale legata al territorio, legata ai prodotti del territorio, ma se vogliamo la declinazione jesolana di questo tipo di cucina è più internazionale. Su questo mi permetto, io credo che il fenomeno che oggi si sta concretizzando è quello di un turismo con un ospite
sempre più informato, sempre meno passivo e sempre più attivo. È un ospite che è bombardato di informazioni sulla destinazione dove decide di andare. Se vogliamo, l'attività tradizionale di conciergerie che può fare un albergo, che sono le informazioni su dove andare a mangiare, su cosa mangiare o su un orario di un mezzo pubblico o di un museo, oggi sono informazioni che può raccogliere in grandissima parte da solo. Quindi quello che dobbiamo avere la capacità di fare è probabilmente di cambiare mestiere, ma nel senso che non dobbiamo dare informazioni, ma dobbiamo condividere emozioni ed esperienze rispetto a quello che offre il territorio. Questo lo dobbiamo fare al Lido. Mi piace molto questo approccio slow che credo possa essere una declinazione vincente dell'offerta del Lido. Se il Lido è solo un'alternativa economica a Venezia, ha già perso la partita, perché comunque mi passi il termine, scomoda da raggiungere, ma è anche la sua opportunità, perché questo ci concede un'esperienza di turismo diversa. Beh, ma anche Jesolo allora ha un turismo slow che potrebbe accontentare. Beh, d'estate è tutto tranne che slow Jesolo, per cui... No, appunto voglio dire, non potrebbe sviluppare maggiormente la parte dell'entroterra. Ma Jesolo oggi l'amministrazione comunale ha un progetto, un programma molto intenso, e devo dire che mi trovo molto d'accordo, di sviluppo nei prossimi 5 anni anche di una serie di piste ciclabili che hanno come obiettivo quello di collegare il territorio anche con l'infrastruttura che si sta sviluppando a livello regionale e, come ricordava prima François, anche a livello internazionale, perché la Monaco-Venezia, sono d'accordo, è un'opportunità. Poi quanto lo sarà rispetto al nostro settore è un po' da capire, perché ovviamente il cicloturismo è un turismo itinerante, quindi in qualche modo potrebbe diventare anche una declinazione di mordi e fuggi, perché comunque non è destinato a stare per molti giorni sullo stesso territorio. Però alla fine la soluzione, diciamo, se vogliamo, nel tentativo di avere un turismo che sia sempre di maggior successo, che sia destagionalizzato, che quindi abbracci il territorio tutto l'anno, è forse quello di trovare il giusto mix tra soluzioni diverse. Quello che dobbiamo avere la capacità di offrire in modo migliore rispetto a quanto abbiamo fatto in passato, probabilmente è proprio l'aspetto comunicativo. Da sempre facciamo molte cose, ma non lo comunichiamo mai in modo adeguato, in modo coerente con il potenziale che abbiamo. Non ci dimentichiamo che noi oggi siamo tutti consapevoli del fatto che abbiamo un'offerta turistica migliore di quella che avevamo 10 anni fa o 20 anni fa, ma gli altri non sono rimasti a guardare. Certo. Quindi gli altri sono migliorati tanto quanto noi, a volte anche di più, a volte di meno, e questo determina un beneficio, un premio relativo tra una destinazione e l'altra, e la capacità di una destinazione di crescere o di non crescere nel lungo periodo. Lei diceva prima l'aeroporto, quindi molti voli con la Russia, con voli anche con il mondo arabo, e anche quelli sono serviti moltissimo, immagino. Assolutamente, no? sì. Ecco, però poi a livello locale le strade sono quello che sono. Esattamente. Beh, Jesolo viviamo da sempre il cronico problema del collegamento con le autostrade soprattutto. È il paradosso che, insomma, venendo È più facile arrivare in aereo che in Assolutamente, auto. assolutamente. Sono ospiti che vengono da Londra o da qualche capitale del nord Europa e passano meno tempo in aereo di quanto ne passino poi nel taxi per venire dall'aeroporto in albergo, certo. quindi questo è un limite. È vero che le infrastrutture sono fondamentali, è vero che l'offerta sul territorio è fondamentale, il pacchetto, il complesso di tutto va costruito anche a livello di comunicazione in modo adeguato, per renderlo coerente con il tempo, ma anche con le aspettative che i nostri ospiti hanno su quella che è l'esperienza di La vacanza. moda, il Made in Italy, l'outlet di 90, adesso si parla anche di costruire una grande torre, una torre molto alta vicino allo Shan, vicino alla nave De Vero, anche quella con grandi firme eccetera, quindi quello è un tipo di attrazione anche, no? Beh, quello in qualche modo è... Lei prima mi ha chiesto un commento sulla componente enogastronomica. Se noi dovessimo chiedere a freddo a un turista internazionale perché viene in Italia, credo per mangiare bene e per comprare qualcosa Made in Italy legato al mondo della moda, quindi sono due elementi sicuramente importanti. Abbiamo la fortuna di avere tutto questo a portata di mano, perché l'outlet di Noventa è sicuramente una grossa opportunità per il territorio. E noi una volta vivevamo con ansia al mare. Io sono nato e cresciuto a Jesolo e ho vissuto in albergo sin da giovane, una volta vivevamo con angoscia le giornate di brutto tempo perché temavamo che fosse un pretesto per l'ospite per andare via prima. Oggi con l'outlet, anche con Venezia, che non è la ragione principale ma è una delle tante alternative che abbiamo, possiamo offrire noi offriamo anche un centro benessere importante, abbiamo tanti modi, tante ragioni per non far scappare via i turisti. Adesso avete l'angoscia quando arriva il sole.
No, quella non è un'angoscia che per fortuna riusciamo a subiamo. Ecco. Devo dire che sempre di più noi oggi è paradossale, ma quando abbiamo 100 ospiti in casa, riuscite a distrarli. non sempre ce ne sono più di 60-70 in spiaggia in una giornata di gran sole. Vuol dire che ormai abbiamo creato un'offerta importante e con molta... Alla fine è quello che premia, non essere singolo prodotto, certo, ma avere molti motivi per spingere un ospite a venire da questo noi. appunto è molto interessante, uno non pensa che il turismo sia così cambiato. L'artigianato, gli artigiani veneziani vengono spessissimo qui a Tele Venezia, li intervistiamo molto nei nostri TG, si lamentano, dicono che si sentono poco considerati, poco apprezzati, stanno scomparendo, non è tanto un'accusa all'amministrazione comunale, è proprio una situazione, no, di decenni. L'artigianato sta scomparendo, eppure è alto artigianato e molti di quelli che sono sopravvissuti si sono organizzati con dei laboratori, per esempio, dove fanno fare delle esperienze, si chiama appunto turismo esperienziale, a questi turisti. Questa è una strada. Beh, quella dell'esperienza, ti faccio vedere come si costruisce, No, poi no, tu lo proprio compri, li fanno fare, sì, tipo le glieli fanno maschere, fare, le è sicuramente maschere. un modo di andare avanti, però credo che l'opportunità che Venezia, l'Italia in generale abbia nel futuro sia quello proprio di posizionare il proprio turismo su una fascia di mercato di alto livello. Questa è la perché scommessa. Questa è una scommessa, diciamo, facile da vincere, consentitemi, perché la domanda è tale che noi abbiamo l'opportunità a Venezia, ripeto, ma in tutta Italia, di selezionare quelli che sono i nostri ospiti. Come facciamo a selezionarli? Purtroppo non gli possiamo chiedere il curriculum vitae, voglio dire, sul Ponte della Libertà. L'unico modo che possiamo utilizzare per selezionare è il costo dell'esperienza che si viene a vivere sulle nostre destinazioni. Nell'ambito dell'esperienza che si vive in Italia, a Venezia e un'altra volta in Italia in generale, l'artigianato ha un ruolo straordinario, cioè la moda, il design, l'enogastronomia arriva dall'artigianato. Noi siamo un popolo che è in grado di creare con le mani il bello, l'abbiamo fatto a 360 gradi, questo bello deve essere tutelato in tutte le maniere. Noi dobbiamo cercare di favorire, come succede in altri paesi in Europa, diciamo, delle tutele per gli artigiani che hanno delle botteghe storiche e che evidentemente da una parte devono avere un turismo di profilo che sia in grado di spendere i denari per comprare il vetro piuttosto che la pelle, piuttosto che qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'artigianato di alto livello, e dall'altra parte bisogna cercare di favorire queste botteghe e tutelare la loro residenza all'interno del tessuto cittadino, in modo tale che o attraverso l'IMU o attraverso delle facilitazioni fiscali loro possano continuare a operare, a vendere i loro prodotti. Ecco, ma voi fate qualcosa per aiutarli un po' tutti? Perché quella famosa inchiesta della Guardia di Finanza, no, ha mostrato che c'è questa tendenza da parte dei poteri d'albergo a dirottare alcuni turisti su determinati filoni. Ma guardi, il tema dell'inchiesta è proprio un'inchiesta, ha un suo iter, e voglio dire, ma infatti io non ci voglio affrontare quell'argomento. verrà fatta luce rispetto a quello ma che... è venuto fuori appunto che c'è questo costume, ma dura da decenni, da ventenni, no? Il portiere che in qualche modo è lui che determina quali sono gli artigiani da frequentare e quali no. Beh, guardi, ma per la posizione stessa che ricopre, perché il turista a chi chiede? Chiede al portiere, no? L'ha detto Boccato poc'anzi, ormai il turista arriva e iperinformato su dove vuole mangiare, dove vuole comprare, dove vuole dormire e chi vuole vedere nell'ambito delle cose, per cui verrà superato questo tema dei concierge che hanno delle preferenze di una bottega piuttosto che di un'altra, verrà superato perché il mercato e la trasparenza nel mercato oggi ti consente di avere questa cosa. Però il tema vero, e noi insistiamo molto su questa cosa, è il posizionamento della nostra città. Noi oggi abbiamo, si dice, 30 milioni di turisti su Venezia. Le dico soltanto un dato, che nel momento di picco, è stato calcolato questo, credo che sia il 1° maggio, in città arrivano 125.000 persone. Okay? Se fosse così tutti i giorni, cosa che non è, perché non vediamo il Ponte della Libertà tutti i giorni bloccato e interrotto, probabilmente arriveremo a 30 milioni
milioni di passeggeri o di turisti sulla città, calcolando che per 3 mesi la città è vuota. Per cui questi 30 milioni vanno sfatati. Oggi noi abbiamo una situazione dove abbiamo 10 milioni di presenze nel centro storico, abbiamo 3 milioni e mezzo di presenze a Mestre, abbiamo ripeto, un turismo che cresce a livello internazionale globale del 7% all'anno. Questo vuol dire che fra 10 anni ci saranno il 100% in più di turisti di quelli che noi abbiamo avuto globalmente quest'anno. Ecco, questo 100% verrà a Venezia, verrà a Verona, verrà a Roma e in qualche maniera si muoverà di più nel futuro. Ma si muoverà di più, noi dobbiamo deve contingentare. Certo. Io avrei un'intervista di Massimiliano Schiavon, che è presidente della fondazione ITS Turismo del Veneto. Non sono delle scuole professionali, non sono delle scuole tecniche, sono delle scuole post diploma e che formano quindi i futuri dirigenti del settore alberghiero. Sentiamo cosa dice quando parla di formazione, così commentiamo, mancano ancora pochi minuti. Allora Presidente, importante a questo punto fare una riflessione su quello che ITS Academy Turismo Veneto ha realizzato, ma anche quel che farà ovviamente. L'Academy ITS Turismo Veneto è una realtà che è cresciuta molto, ma soprattutto è cresciuta molto velocemente, e questo vuol dire che è assolutamente in sintonia con quello che è il ritmo del cambiamento nel settore turismo. Si dice che il turismo, l'ospitalità è un'arte, però come nel calcio il talento è fondamentale, ma bisogna anche formarsi, bisogna allenarsi. In questo momento le figure professionali più ambite sono proprio quelle più specializzate. Questo è quello che sta chiedendo il turismo per poter continuare a erogare un prodotto di grande qualità. La tecnologia oggi è alla base della nostra quotidianità, gli strumenti di analisi del mercato sono il pane quotidiano. Oggi le aziende stanno monitorando costantemente gli andamenti altalenanti della domanda e dell'offerta, cercando di catturare nuove nicchie di mercato e nuovi settori per attrarre ulteriormente anche figure, diciamo, di un turista nuovo che è abituato a fare delle esperienze nuove. Ecco, ITS Turismo ha la capacità di recepire queste nuove tendenze e di formare velocemente in 2 anni dei ragazzi giovani, dinamici, molto, come dire, con molta fame, voglia di arrivare, che grazie a un tasso tra l'altro confermato di oltre il 90% di occupazione riescono a entrare velocemente nel mondo del lavoro e dare soprattutto un grosso contributo alla competitività delle aziende. Una grande opportunità quindi per le famiglie, per questi ragazzi di entrare in un settore molto dinamico, ma soprattutto una scuola che è fresca, che è giovane, che è innovativa e che finalmente nel panorama nazionale, devo dire, ne sentivamo francamente la necessità. Il mondo cambia molto velocemente, come cambia naturalmente velocemente sempre di più e si innova il mondo del turismo. Però, diciamolo, ITS Academy Turismo Veneto cambia velocemente in base ai tempi che passano. Ma guardi, una frase abbastanza ricorrente che deve restare ben ferma e chiara anche nei nostri formatori, nei nostri docenti, nei nostri consulenti: noi dobbiamo innovare nella tradizione dell'ospitalità, cioè dobbiamo innovare il nostro prodotto, mantenere fermi quelli che sono i grandi valori dell'ospitalità italiana e le grandi caratteristiche che vengono sia dal food, dal beverage in generale, dall'enogastronomia e dalla ricettività. Dobbiamo ristrutturare il prodotto e dobbiamo renderlo il più appetibile possibile e soprattutto dobbiamo renderlo visibile ai mercati internazionali che lo stanno richiedendo. Allora, abbiamo 1 minuto a testa prima di concludere. Direi che potremmo concludere proprio: ditemi che cosa volete dai vostri addetti. La managerialità è importante. A proposito, si diceva anatomopatologo, mi è venuto in mente. Allora, voi chiedete a un manager di fare il manager o chiedete al manager di fare anche il cameriere? 1 minuto Comincio a testa, io. sì. Luca Boccato. Diceva bene Schiavon prima, abbiamo bisogno di figure sempre più specialistiche. Il nostro è un settore che necessariamente oggi ha lo diciamo prima, vale per gli ospiti ma vale per noi, ha una grande quantità di dati, una grande quantità di informazioni, le deve elaborare l'ospite quando decide che vacanza fare, lo dobbiamo fare noi quando decidiamo come presentarci sul mercato. Questo deve metterci nelle condizioni di ricercare tanto il bravo cameriere formato e competente, quanto oggi quasi l'analista, nel senso colui il quale determina le tariffe o determina il nostro posizionamento in termini nell'ambito web della nostra offerta, deve essere una persona estremamente formata, estremamente competente. Quindi abbiamo bisogno delle 2 cose, oggi più che nel passato.
Michele Cafaggi? Concordo, grande competenza, serve grande competenza, essere sempre aggiornati in tutti i settori, in tutti i comparti di un albergo, non solo. Vabbè, ma questo voglio dire è facile anche comprenderlo, però più nel dettaglio, una persona che appunto così approccia con il mondo del turismo, poi magari finisce in un albergo e si ritrova a lavare i piatti, no? Allora, bisognerebbe distinguere tra l'albergo diciamo di medie e grandi dimensioni e l'albergo a conduzione familiare. È logico che sono delle realtà molto diverse. Però no? lo stato mentale. Sì, no? io dico, prima si parlava a telecamere spente della scuola di Losanna, che è una grandissima scuola di hotelleria ad alto livello. I primi 6 mesi ti insegnano a fare le camere per poi diventare un grande dirigente. No? Ecco, io credo che se nessun direttore d'albergo sarà un grande direttore se non sa rifare un letto, oppure perché lo deve controllare se è fatto bene. François Droulès? No, è assolutamente così. Questo qui è il nostro, allora ci sono secondo me diversi settori nel mondo dell'hospitality e nel mondo degli alberghi. Abbiamo pochi secondi. Abbiamo pochi secondi, Abbiamo per cui c'è una parte che è molto tecnica, come diceva Luca Boccato, che è la parte di analisi, di conoscenza di tutto quello che è il mondo del marketing, e poi c'è in realtà il core business. Il core business richiede che si sia cortesi, accomodanti, disponibili e che si sappia far tutto. Nel nostro settore noi tre che lo frequentiamo, che lo viviamo da imprenditori, abbiamo fatto credo tutti i ruoli all'interno dell'albergo, dalla lavapiatti al cameriere al responsabile di reparto. Ecco, nel settore se tu non sei passato dalla lavapiatti e non sai che la lavapiatti è essenziale per far funzionare il ristorante, non vai da nessuna parte. Per cui a quelli che escono dall'ITS secondo me farsi 6 mesi di lavapiatti non si sbaglia. Naturalmente devono conoscere le lingue. Assolutamente. E quindi fare i letti, magari pulire anche i piatti e soprattutto conoscere le lingue. Grazie a François Droulès, grazie a Luca Boccato, grazie a Michele Cafaggi e grazie a tutti voi per averci ascoltati. Abbiamo detto delle cose carine che non sempre vengono dette. Grazie.